Secondo giorno in Fiumorbo in destrette piazzette e oggi ci andemo in Sangaino e parla appena di storia con Carlo Bartoli e Simo Gunello, Nanto Usido di cada stadio. France Bleu, RCFM. Siamo in cada stadio e mi diritto di dire un corte parole, perché c'è una storia straordinaria. Era un centro di avvorista di Avamosa Vortef. Questo che a Vortef era installata nel miliacciadio, qua giù, dove c'erano tutta l'amministrazione, e cada stadio era un centro di esplotazione di vorista. 4.000 ettari di vorista, l'Isolaccio, Serra e Sangaino. E non ferma più a Wally quantunque c'è, ma ci sono sempre i tracce che testimonieggiano. A Vortef tutto materiale straordinario, materiale tedesco, che li pagavano caro, ma avevano una rimessa che li incasciavano, i Ducreux, il babbo e il figliolo, Alain Ducreux e Michel Ducreux. Dunque, e Susina Guaggiolangiatero era una dei primi in Francia a far lavorare la catena, l'ouvriera, e faceva regime buio. Dunque, c'era a piedi e a montagna che erano veramente d'altronde. A Vortef a la strada del paese fino a qui. A Vortef ha sofferto di crisi economica del 30-35 in Francia e dopo cada stadio è andata alla malattia. Oggi in termini di subbassamenti e poco a fare. A Vortef hanno preso, hanno rotto, percorso il vogo, perché cada stadio io sono un capore di un luogo da manzana lengia bianca. Legge di vorista e è fermata a centrale idroelettrica che è diventato un gite, ma che non è mica esplotato come il Budaris, non è mica colpa di quelli che ci lavorano. C'è un progetto assai più ambizioso per dare a cada stadio tutto il suo lavoro. E domani saremo sempre nella comune di Sangaino di Fiumorbo in destrette piazzette a ringraziarvi e a domani. France Bleu, RCFM.